È bastato svitare due bulloni per far sbilanciare il box Prevelox di via Udine a Santo Stefano di Cadore, che da domenica notte giace appoggiato a un muretto a poche decine di metri oltre il luogo in cui nel luglio scorso si consumò la tragedia provocata da Angelica Hutter. Ci assale un senso di sconforto nel ricordo del piccolo Mattia, di Marco Antoniello e della nonna del bimbo Maria Grazia Zuin, nella consapevolezza che quel dissuasore di velocità nulla avrebbe potuto, e non solo perché al suo interno non è mai stato collocato un rilevatore di velocità. È un atto di emulazione, appunto se ne parla tanto e quindi è sicuramente un atto di emulazione, anche perché comunque firme non ci sono, voglio dire. È successo domenica mattina, sabato notte, insomma, quindi io presumo sia stata una ragazzata. Qualche residente che preferisce parlare lontano dalla telecamera racconta di una scorribanda di ragazzini fra sabato e domenica che hanno disturbato il centro del paese. A qualcuno di loro potrebbe essere balenata l'idea di imitare lo sconosciuto Fleximan, che con un flessibile sta abbattendo i pali su cui sono montati i rilevatori di velocità. In questa zona qui abbiamo ancora il ricordo terrificante dell'incidente che è avvenuto, ci sono stati 3 morti, quindi diciamo sicuramente fra gli autovelox che ci sono è stato proprio il meno adeguato da abbattere sicuramente. Una postazione non funzionante che l'amministrazione intende rendere operativa al più presto, compatibilmente con i fondi a disposizione e con la carenza di personale. Attualmente Santo Stefano di Cadore è senza vigile come gli altri 4 comuni della Valcomelico e l'auspicio è che insieme possa essere trovata una soluzione. L'ideale, spiega la vice sindaca, sarebbe fare controlli mirati, ma ci vogliono almeno 2 agenti e non ce n'è nemmeno uno. Intanto oggi sono stati richiesti i preventivi per ripristinare il box in via Udine. È un rettilineo, qua sfrecciano regolarmente e dopo l'incidente che è avvenuto il Comune di Venezia, comunque ci tengo a dirlo, si è reso disponibile ad aiutarci e abbiamo fatto anche dei preventivi adesso per mettere anche dei semafori intelligenti, almeno per ottenere un risultato diciamo immediato, anche se qualcuno va oltre la velocità consentita viene fermato. Vediamo se riusciamo a mettere almeno questo in funzione, insomma.